con Sebastian Visentin. Sebastian, domenica un assist e un gol. Come ti senti, insomma, quali le tue prime impressioni su questa esperienza al Savoia? No, è stata una partita un po' strana perché abbiamo giocato bene, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita fino al 0-0, stavamo giocando bene, la partita si è messo in parte nostra e poi abbiamo fatto il gol e ci siamo messi un po' dietro subito, ci hanno pareggiato e poi il secondo tempo abbiamo preso quel gol sul rigore subito e, e poi abbiamo di nuovo avuto la fortuna di pareggiare e poi alla fine quella punizione che secondo me se non riuscivano a fare quel gol finiva 2-2 la partita. Il clima nello spogliatoio com'è anche dopo la sconfitta di Cosenza? Siete comunque uniti? Avete fiducia che le cose possano cambiare? Come... Sì, no, siamo fiduciosi perché quella partita è un campo, un campo difficile che sapevamo giocavamo contro la prima, abbiamo dimostrato che potevamo giocare alla pari di loro, si è visto. Purtroppo non siamo riusciti a prendere qualche punto, ma penso che in casa il sabato faremo tutto per lasciare i 3 punti in casa. E tu invece come ti senti? Come va il tuo ambientamento? La tua condizione fisica com'è già ottimale oppure puoi ancora migliorare? Ah, non sempre si può migliorare. No, però comunque mi sento bene fisicamente. Domenica fino al 90° stavo bene, correvo e piano piano penso che migliorerà sempre, spero. Va bene, grazie.